Buon pomeriggio e ben ritrovati dallo stadio AQS di Saletto di Borgo Veneto. Siamo qui questa sera per riprendere le due finali, primo, secondo e terzo e quarto posto di questo torneo super che vi accompagnerà, come avevamo già detto, fino al 12 giugno. Oggi siamo un po' in ritardo perché ancora non abbiamo visto l'arbitro e le squadre non sono ancora posizionate nelle panchine, quindi probabilmente ci sarà qualche minuto di ritardo. Questa sera alle 18:45 si scontreranno il Lonigo contro la squadra di casa del Borgo Veneto e poi finalissima per il primo e secondo posto alle 20:15, probabilmente a questo punto con un po' di ritardo, tra Rovigo e Montagnano. Vi ricordo il prossimo appuntamento qui allo stadio che è previsto per il 25 aprile per la categoria Pulcini con tante squadre, la Piovese, il Lonigo, chiaramente il Borgo Veneto, Borgoricco, il Monselice, il Trecenta, il Castagnaro, Longare, Leugane, Rovolon, Cervarese, Bagnoli, Terrazzo, Ponso, Calcio Trissino, e quindi insomma vi aspettiamo. Noi non ci saremo chiaramente, però partecipate numerosi al torneo. Il 25 aprile venite qui a fare un salto a Borgo Veneto allo stadio. Salutiamo chi si è collegato in questo momento. Una persona, vediamo, in questo momento è collegata. Magari è Paolo. Grazie persone. Magari è il nostro Paul che salutiamo e gli facciamo chiaramente un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Ciao. Come solo tu? Perché Luca sta giro da sta parte, Ah, e quindi sono tornato a Rovigo. sei arrivato. Ma Saluta al pubblico. Sì, il pubblico da casa. da salutare ci sta. Tonino vi saluta. Su chi sa che sono già qua. Dai, finite di lavorare però. Sì, E ma allora sono sei un po'. andato un attimo in giro.
Vabbè, vabbè. Dopo dovevo tornare indietro, fermo qua, sono arrivato anche in anticipo. Dove sarà? Non dirlo a noi. Adesso in teoria sono un po' in ritardo. Avrebbero dovuto già iniziare, perché è alle 18:45. Ah sì, c'è 7, Sì, è che dopo siete voi che iniziate 7 e mezza, 8 e tardi, mezza, capito? dai che iniziamo. Sì. Non ci sono i rigori. Anche quello, la terza parte, Non si sa mai. può essere. Ricordiamo che i tempi sono nei 35 minuti Meno male siamo andati sì. e che nel caso di parità si va direttamente ai rigori. Ha un regista che ha poca fiducia in me. Non clicco. Perché sono anche giovanissimi che abbiamo conosciuto stasera col Padova, a Rovigo, hanno un amichevole, Ah sì? in cui Rossi è Mastrano. Ah beh, perché lui è il secondo che gioca con i giovanissimi. Quindi adesso sì, sono migliorati. Eh sì, ho visto, ma questo torneo qua va avanti fino al 12 giugno. Hanno un business. Fanno tutte le categorie alla fine. Beh, è una bella cosa. Cioè, sono bravi a tenere. Sono sfruttare bene. Certo. E noi Noi esistiamo. Troppo distacco. Lo voglio fare al palo per arrivare su, per esempio qui. Poi mi spiegano in mezzo al campionato. Perché bisogna giocare insieme. Ma non vuole che il non vuole dire qualcuno che pagato. Per campionato per tutti. Non mette campionato. Vedremo. per forza. In teoria sì, ma il comunicato è di domani. Scusate, perché È vero che non c'è niente da ufficiale. So che sarà stato richiesto agli altri, perché era il problema del lucro. Sai che non so se adesso i professionisti sì, potevano andare no. Vuol dire contenza. Cosa c'è? Secondo me, vabbè, è il giorno di luglio, il giorno del funerale, il giorno di morte. Già. Perché tutti quelli incasinati. infatti. Non so adesso. Sì, coraio, Con calma. Ma io lo Sei sapevo. caldo. Non lo sapevo, 14 e mezzo.
Con calma i ragazzi si apprestano alle panchine, quindi supponiamo che l'arbitro stia facendo ancora riconoscimento. Ecco le squadre che entrano in campo. L'unico in squadra in maglia bianca stasera è Borgo Veneto, maglia azzurra. Blu. Mm. Anche martedì erano messi così. Perché quando siamo venuti qua giovedì, martedì, non mi ricordo più. Solo. Let's go. Boh. Adesso vediamo. Sono già schierati. Il Lanigo parte già carico. Guardate via le nuvole.
le squadre si stanno studiando. Purtroppo non si può spostare nell'adattarsi. Mamma mia. Ah, ma è più anche fastidio adesso, perché il male, essere bloccati, scherzi. Ok, a sinistra. Scrive Vabbè. col cellulare. Oh oh, è successo? Una botta al naso? Piccola botta al naso, ma sembra tutto a posto. Acqua magica. Ah, peccato. Tanto blocchi fissa e finale. La palla è uscita, quindi sarà rimessa per il Lonigo. Ecco, numero 9. Bella palla. Bella apertura. Bello, un bel tiro. Peccato.
Sai pure uno. Ciao, va. Angolo per il Borgo, nulla di fatto. Io ho partita magna di Marino, sì, Ma c'è pelle oggi? C'è pelle? a parte per me che viene a casa mia, E Piras anche non c'è. dovrebbe venire ieri. Piras non c'è. Para rigore, Ah se sì, rigore grande. mettiamo lui. E beh, oh. Ah sì. E poi si trenga, Mamma mia. adesso non si perde. Stendiamo un velo pietoso, Tonino. Penso sia stata una delle partite più brutte. Vabbè, capita. Rimane Italia. Sì, ci può stare, dai. La squadra nostra è completo e hai quasi cose, calci, Certo. mai quando hai poco, di qualche poco, chiuso là dentro vieni. Mm. Vabbè, dai, passo la volta, imparano tutti. Non scherzi. Infatti. Siamo stati sfortunati come, non so. Hai visto la È partito Matteo che si è spaccato il piede. cazzo ti fai male, quando ti fai bambino, sai niente, Sei di gomma? non puoi dire. Come scusa? Punto e virgola. Era bella l'idea, ma non è riuscita la realizzazione. Zanca non ha giocato male. Ma infatti. Qualche partita poteva almeno farlo, è dato veramente poco. E anche quando sei stato amichevole là, A Mestre? No, Dolo, Mestre, dove? Non siete andati a... Dove siete andati? Non so perché Matteo non c'era, quindi no. Ah,
segnalazione per il Lonino. Scusate, per il Borgo Veneto. Giugno, perché da giù la mia madre. Stanno iniziando anche ad arrivare i ragazzi. Le Rovigo. A te. Ciao a te. Bel recupero dell'Onigo, bellissima triangolazione. Peccato, un po' più di precisione, poteva essere una buona occasione una volta. Bella, brava, centrale, è bella questa. Fallo questo. Sassimo! Bonsoir! C'è posto? Sì, sì. Ciao Tia! Ah, abbiamo un portierone. Abbiamo un portierone. Ciao! 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 Ciao Pietro! Ciao! Da disimpegno dell'Onigo. Bel lancio, non so se la prende. Ciao Luca! Oh, che suono! Hanno messo un tappo sulla porta, due parate, riflessi devo dire molto buoni del portiere del Borgo Veneto.
fatto per il Lonigo. Facciamo ripartire il Borgo Veneto. Troppo quasi non è finito. Rigorosamente con patatine. Viaggio è lungo, Grazie. non tradisci una patatina anche due. Ciao. Angelo. Ciao. 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 Oh, ciao belle. Come sono messo? 0-0. Così male. Niente di fatto. Seconda occasione mancata. Sempre. Purtroppo sì. Non va per un po'. Sì. Sì, dai. Ad agosto, settembre dai, è pronto. Quasi. Vabbè, dai. L'importante è che faccia le robe con calma. No. Meno che non venga su dopo. Ciao. Ciao. Quanti sono stasera? Sono tutti. Ciao. I nostri ragazzi sono arrivati tutti. Guarda il recupero. E poi sono sempre di qua, tra l'altro. Borgo Veneto. Vediamo. Fuori gioco chiamato dal direttore. Ciao Michele. Più basso, Danilo. Volevi andare più basso?
Rigori diretti. Allora rigori diretti. Rigori diretti il Brasile Ma che minuto siamo? Sto giro non l'ho fatto partire perché boh, 23 e mezzo. Grande Marco. Tutto un rimpallo. Mm. Ciao Luca. Abbiamo un infortunio, una botta. Una botta dove? Boh, in faccia? Sì. No. Ah, ok. Ah, ok. Quindi dove non batte il sole si tiene la faccia prima. Bene. Ai ai ai. Tutto a posto? Tutto così. Sì. Dai, dai, dai. Angolo. Bianco.
una brutta squadra. Secondo me gli manca un po' di decisione, però hanno quel 7 lì che è un buon giocatore. Sì, sì, ha fatto un bel tiro in porta prima che l'ha tirato centrale. Speriamo che lo segni. No, infatti, perché altrimenti si va ai rigori. Ecco, palla per il Borgo Veneto. Niente di proprio. Ma le domande su libro sul sito. C'era una, la prima per sbagliare io, sì, sì. Fuori. Peccato, era bella l'idea. Bella. Dai, bello. Bel gol. È il gol del numero 9 dell'Onigo. Quindi 1-0. Troppo difficile. Mano, madonna, era palese. È uguale, vero? Pareggio. Era fuori gioco. Pareggio del Borgo Veneto. Quindi 1-1. Siamo quasi alla fine del primo tempo.
Bello! Ah, raddoppio. Mi dici di tutto la palla? Bello! Ah, occhio! Uff. Tiro un po' di boluccio. Ma che fuori gioco? Quanto sei fedele. Faccio un ringo con gli altri, Sportivo, non so. che non gli ha finito la macchina. Cosa ha fischiato il direttore? Aiutatemi, che mi sono persa. Cosa ha fischiato? Non si sa bene, nessuno riesce ad aiutarmi. Boh. Comunque punizione per il Borgovenio. Sì, questa sarà probabilmente l'ultima azione, vediamo cosa deciderà il direttore. Prova il tiro, ma prende la barriera. Arbitro, sarebbe finita la partita. Almeno un primo tempo. Ecco, infatti col fischietto in bocca si disegna la fine del primo tempo. A tra poco per il secondo. Al momento siamo sull'1-1.
Eccoci tornati per il secondo tempo. Salutiamo sempre il nostro unico spettatore. Salutiamo il nostro unico spettatore che a questo punto vorrei sapere chi è. Scrivici in chat. Dici chi sei. Temerario spettatore che ci stai seguendo. C'è una sostituzione, entra il 16 ed è uscito il 4 ed entra il 14 al posto del numero 3 nel Borgo Veneto. Ripresa la partita. Piroetta. Ai ai ai. Nuova interruzione di gioco appena partito il secondo tempo. Credo abbia fermato solo il gioco perché era per andare. Punizione nel Borgo Veneto. Ha diretto
gioco. Altra sostituzione per il Borgo Veneto. Entrato il numero 17. Un punto esclamativo. Eh sì, giusto, giusto. Palla per il Borgo Veneto. Decisione corretta del direttore. Bella palla. Ci arriva? Sì che ci arriva. Che schili ha? Cosa è successo? È vero. Nemmeno io. Angolo. Contro bloccato ma recuperato nuovamente. 4 lo riesce a passare, lo bianco. Ciao zio.
Punizione per il Lonigo. E saranno ancora dentro i nostri. No, sono già dentro i nostri. Tutto si può fare, tutto è lecito. Di ginocchio. Ecco, bel recupero, buon anticipo. Allora, sì. No, questa è la finale. Ah, questi qua sì. Si stanno ossigenando. One on one. No, 1-1. Oh via. Una bella birra prima di sudare. Altra punizione per il Borgo Veneto. Ne abbiamo sempre uno. Addirittura 4 spettatori adesso. Tirerà in porta? Secondo me è tentato. Passaggio un pochino. Barriera. Bello. Ah, bravo, veloce. Ha recuperato bene. Cosa? Sì. Angolo.
Non la... Ah, troppo lunga. Mannaggia. Sì, bisogna. Sì. Ecco, vedi, vedi? Numero 7. Dai! No! Che fai? Ma perché? Infatti, che fretta ha voluto c'è? Sì, sì, sì. Niente, occasione mancata per il Lonigo. Ma basta anche sulla sinistra, era tutto spostato così, cioè sulla destra il portiere, quindi vabbè insomma dai, è andata così. Non è sempre facile fare le scelte migliori finché si gioca. Ah sì. Ecco. Fuori gioco segnalato dal direttore. Fallo segnalato. No, cosa ha fischiato? Ma lascia il vantaggio, ma infatti. Perché? Vabbè. È sempre il direttore che c'ha il fischietto in bocca a decidere, ma sì, infatti. Ah. Dammi su che hai spazio. Aspetta. Mamma mia. Beh, sì, ci sta. Calcio pericoloso. Gioco pericoloso, non calcio pericoloso. Scrivo il messaggio. No, infatti. Oddio. Punizione per il Lonigo.
Dagli spalti dicono che nemmeno Maradona ha segnato da lì. Eppure ci proviamo. Bella, però comunque debole. Ma va. Sì. Fuori gioco segnato dal direttore. Bel colpo di testa, peccato. Bel cambio di gioco. Mano. Mamma mia. Vittoria. Arriva. Bello, bravo. Ah, bello. Fallo. Dai. No! Cosa sbaglia? Sostituzione. Esce il numero 1 ed entra il numero 12. Più o meno. 9 minuti più recupero. Lo vanno subito quando
Spero di sì. No, ti dirò che io mi aspettavo anzi che i tempi fossero da 30 la prima volta che siamo venuti qua. Invece poi abbiamo capito che erano da 35 e che subito farà qualche minuto di pausa. Immagino perché si organizzino, ma però se posso permettermi Lonigo ha avuto più occasioni in questo secondo tempo. Sprecato. Sì, ha sprecato più occasioni in effetti. Ma no! Madonna. Mamma mia, bello! Là. Dai, dagliela. Ma no, perché? Più che altro, Scatenate l'inferno. più che altro quello che sa fare. Sì, ma dopo, basta che dia, scatenate l'inferno. Esatto. Scusa, ma io anche carico. Porca miseria. Più o meno 6 minuti alla fine del secondo tempo. Ricordiamo che si resterà sul pareggio, si andrà ai rigori. Bella! Bella palla, bravo! Ah. Tira! Oh! Bel gol! Troppo bello del numero 16 dell'Onigo. Bello, bello, bel gol! Sì. Due a 1 per il Lonigo, 5 minuti dalla fine.
fallo del numero 2, quindi punizione del Borgo Veneto. Vediamo se ci provano da lì. Lo stadio si sta definendo. Mamma mia! L'ha spazzata via. È uscita la palla, è messa laterale. La palla bella, bella poggiata e uscita del portiere è stata recuperata la palla, bello, ah, bravo, no, tiene la palla, ah. Borgo Veneto riparte, ma fatto recupero. Oh. Sì. Mi. Diciamo che si sono abbracciati tutti e due. 10 secondi. Sì. Deve ancora finire la partita, mancano 10 secondi. Adesso è finita. Vediamo quanto recupero darà. Ah, perché questo non l'ho visto adesso. Ma non ci sarebbe così tanto da recuperare. Ci sono tutte le scelte. Il numero 7 copre bene la palla. Lascia bello.
Bello! Bravi! Ah, perché non ha tirato di sinistro? Perché è così. Nel frattempo i ragazzi per la finale, il primo e secondo posto, si stanno preparando. Eh sì, mano segnalata numero 8. I minuti di recupero sono 3 al momento. Palla in calcio d'angolo, quindi occasione Borgoveno. Fuori campo non è entrato. La palla non è andata di là. Mamma mia, liscio. Eh sì, il direttore decreta la fine della partita, quindi 2-1 per il Lonigo che conquista il terzo posto di questo torneo. Complimenti ai giocatori, a tutte le squadre e agli allenatori. Ci prepariamo quindi tra poco per Rovigo Montagnana con la cronaca dello zio Marco Bacchetti.
Buonasera a tutti, ci ritroviamo di nuovo qui per la finale primo e secondo posto tra Rovigo e Montagnana. Qui con me abbiamo Marco questa sera Ciao a tutti. e andiamo, tanto i ragazzi si stanno accomodando sulle panchine. Una bella serata. Sì, temperatura mite e piacevole. Temperatura perfetta, direi. Anche il campo sembra messo in discrete condizioni. C'è qualche ciuffo cunetta. magari, qualche cunetta. Qualche talpa. Però sembra buono. Ah, abbiamo una ragazza. Questa... Ma sai che assomiglia a quella che ha arbitrato a Bevi l'acqua? Sì, è lei, è lei. È lei. È lei. Abbiamo già avuto questo direttore. E devo dire che ha arbitrato suona bene, quindi Sì. so per certo che tra i ragazzi a disposizione per il mister Pavani abbiamo degli allievi, Ah, bene. quindi sì, infatti. Così fanno un po' di esperienza anche, Esatto, con i ragazzi più grandi. infatti. Allora, Eccoci. formazione 5 rossi, 1 abbiamo il mitico Johnny, 3 piccolo, 8 Pasqualotto, 9 Zago, poi abbiamo, aspettate che da qui vedo male, Busi, ok, uno degli allievi appunto, poi abbiamo Magnarello, Meneghello, Polichetti, Gardina e Pellegrini. Ok. Numero 4 quindi Pelle, e appena subito dopo la difesa. E di solito il numero 10 è Savioli, sono curiosa di vedere oggi chi c'è come numero 10, ma sicuramente il mister Pavani darà spazio un po' a tutti, considerando che insomma questo è un torneo da giocare con serenità. Ci sta, infatti. E finora come sono state le partite? Tranquille o Sì, beh, qualcuno si è un po' scaldato? no, purtroppo abbiamo avuto l'infortunio di Azzini, Ho letto. sfortunato perché in un contrasto in cui era un po' scordinato è caduto male proprio sulla spalla. Spalla quindi. Gli auguriamo di tornare presto. Un in bocca al lupo per certo, un veloce rientro. assolutamente. Quindi il 10 che è? Ah, 10 ha messo Meneghello, Meneghello. l'11 Magnarello, Ok. 4 abbiamo detto Pellegrini. Abbiamo infatti Magnarello Subito che un bel lancio in profondità, cerca l'appoggio di un compagno, buona la palla dietro, Polichetti cicca la palla, ancora palla fuori, tiro respinto dalla difesa. È stato comunque un buon inizio. sì, diciamo di sì. Subito Sul pezzo, ragazzi. Sì, cercata la profondità, cercato anche il fraseggio, peccato forse un po' di fretta a voler subito calciare in porta, forse aveva il tempo anche per stopparlo. Riparte Montagnana, subisce il fallo, il giocatore che si è inserito, ci può stare. Montagnana devo dire che li ho visti giocare settimana scorsa, sono una buona squadra. Hanno fatto anche loro il Sì. campionato regionale? Oddio, questo non te lo so dire. Non credo, forse in un altro girone o erano nel provinciale, nel girone provinciale, quindi Però sicuramente
vorranno dimostrare Certo, di assolutamente. essere all'altezza contro una squadra che milita in un'altra categoria, chiamiamola così. Buono, bravo. Bravo Pietro. Prova ad Polichetti. andarsene da solo. Dalla è appassionata, buona. Ah, bellissimo. peccato, ci poteva stare il Poteva stare il fallo. fallo. Brava, brava. Aveva lasciato il vantaggio che non si è concretizzato, è tornato sul fallo. Buon fischio subito. Era una buonissima occasione perché il loro centrale non aveva tenuto la linea, quindi non avevano provato a fare il fuorigioco e subito ci stava un 3 contro 1, però vediamo. Un buon difensore che è il numero 6, che devo dire che l'ho visto giocare nella semifinale, un bel Ancora. giocatore, solido. Bravi. Bel contropiede del numero Bravo, 7. bravo. Bravo, Molto bravo, portiere, bravissimo, gli ha chiuso lo specchio, è rimasto in piedi fino all'ultimo, però comunque molto bellissima azione di Montagnana. Il nostro portiere, ricordiamo che è un 2009, Ah, molto bravo, giovane, bravo. promette benissimo, gli facciamo sempre i complimenti quando gioca con noi. Comunque sì, bisogna stare attenti perché loro hanno fatto veramente una bella azione pulita, si sono cercati palla al piede, cercano di giocare. Li attendiamo un po' bassi, ok, adesso qualcuno che è uscito a portare pressione. Eccolo lì, Bravo, non indiciamo Pietro, non può l'errore, tenere la ci palla, sta, sì. è caduto sulla palla, ha impedito all'avversario di giocarla. Sono i presupposti per vedere una bella partita. Vado a chiudermi la bocca. Riparte Rovigo, palla in verticale a cercare le punte, con un po' di fortuna esce il terzino del Montagnana, palla al piede, cerca di verticalizzare, buona copertura del mediano del Rovigo che apre sulla sinistra, dove Meneghello, Magnarello, 11. Sì, guarda, Magna e Mene. 11 Magnarello non ha 10. trovato modo di verticalizzare, quindi Rovigo ha tenuto possesso palla, giro palla dietro, Cicca rinvia il portiere, Ah, peccato. rischia Mattia, un po' il bravo, è andato alla caccia della palla, Vaci ancora, buono. Quando portiamo pressione la soffrono chiaramente. Piccola rimessa. Buon movimento di palla, cerca di verticalizzare, Bella. bel pallone dentro, un po' precipitoso. Buon movimento del 7, non riesce a stoppare la palla. Bravo Matti. Adesso buona pressione, bravi. Sì. Tira. Tira Pietro. Eccoli. Visto subito, bravissimo Pietro. Recuperano palla, Bellissimo gol. se la sistema, alza la testa, vede il portiere leggermente fuori e finalmente un bel 1-0. tiro. Si è rifatto dalla fretta del primo tiro guarda adesso. Paolo che li fanno Bravi. grandi. Bravi. Questa è una maglia per il compagno, fortunato. Bravi. Che carini. Dai ragazzi, così, ancora così. Occhio, Fallo. Fallo. Sì. Però ci stava a centrocampo. Sì,
Nulla di... Non era un fallo cattivo. No, assolutamente. Salutiamo la zia. Ciao zia. Questi palloni che continuano a rimbalzare, si gira, fallo, fallo. E è un po' il leitmotiv di questa squadra, da quando la seguo facciamo un po' fatica sulle palle inattive. Manca... non lo so. Definizione da posizione molto pericolosa. Regaliamo delle opportunità su dei palloni che potrebbero essere gestiti con più serenità. Vai Johnny. Li vedo tutti girati verso in avanti, spero che qualcuno vada anche a coprire il portiere nel caso di una respinta. Bravi. Bravo Johnny. Dai, forza, prendiamo campo, salire, Dai, ragazzi. salire. Saliamo. Secondo rinvio un po' infelice. Si imparano le cose pian piano. Non viene tutto naturale, altrimenti... Dai. È Vai, buono il Angelo. 9 lì loro. Sì, no, ma ti dico, sono una bella squadra loro. Bravo. Va bene. Lì forse un po' di comunicazione in più, poteva provare forse a mettere giù la palla senza liberarla, però nel dubbio va sempre bene. Forza. Recuperare. Lì. Bravi ragazzi, dai. Senza fallo, è girato, senza fallo, Bravo, bravi. bravissimi Cerca un tutti e compagno. Se l'è portata fuori, ci sta. Forza ragazzi, forza, non può passare quel pallone lì, Non può passare quel pallone lì. Vai, andiamo, Vai, Corcia, Mattia. porta su la squadra. Eccoli che sbagliano. Bravi ragazzi. Gioca sui piedi. Niente, se ne va, cerca l'esterno e Sembrava corner. però era abbastanza vicina, evidentemente ha visto meglio di noi. Esci uno. No, esce la palla per fortuna. Per fortuna lì è mancata un po' forse di comunicazione, secondo me è sempre quella. Non si sono forse parlati, per fortuna. Comunque hanno velocità sicuramente. Buono questo canale sui piedi, niente. Buona palla verticale, cerca l'appoggio, il compagno si gira, niente. Peccato. Ragazzi, più sereni, senza fretta. Mettiamo la palla, secondo me, con più serenità e tranquillità. Alle volte cerchiamo qualche dribbling in più e Dai Busi. attento, Bravo, buono. va bene. Attenzione ad uscire, portali su, punta, Vai, Pietro. subito. Ah. E Dai Magna. dalla, Sì, che va bene. bravo, Bravo, Mattia. appoggiati, dalla fuori. No. Dai raga, dai. Peccato. Dai, meno, Alle volte, meno ansia. sì, però hai visto anche adesso, cerchiamo più l'uno contro uno che...
il fraseggio. Rimessa dal fondo del Montagnana. Tienili su, tienili su, tienili su, che non serve a niente, gli regali metri di campo. Quasi, quasi, dai, importante che comunque l'abbia presa, cioè se andiamo sull'anticipo è importante prenderla, poi per carità, rimessa laterale. Vabbè, però abbiamo il tempo di riposizionarci. Sì. Piuttosto che fargliela prendere costantemente, ci sta l'anticipo, è sicuramente una cosa che va allenata. Insieme, sì, che buona, è buona, sì, che buona, Gacicca! Non c'è nessuno lì! Ancora. Accompagnalo. Continuano a manovrare sulla destra, cerca il terzino che va sul fondo, la mette bassa, a metà strada, piano, senza fallo, non farlo girare, senza fallo, non farlo girare, ce la fa, si gira, tira, buona copertura, angolo, no? Questo mi sembrava abbastanza chiaramente angolo. deviata, probabilmente Il ha frainteso, non era nella posizione migliore. Esatto, 1-1. Non è sempre facile lì sul campo vedere. Buona palla. Bravo Mattia. Dai ragazzi. Recuperiamo, Calma, forza, andiamo, sì. andiamo in profondità, detta il passaggio, bravo, quasi. Dai, buono. Va bene. Dobbiamo avere troppa fretta, cerchiamo di costruire qualcosa. Movimento senza palla è fondamentale per dare lo spazio al compagno. Probabilmente è rimbalzata male. Ennesima palla persa sulla tre quarti per troppa confidenza sul palleggio, perdiamo un tempo di gioco, si allarga al terzino che però non viene servito, palla in verticale, cercano il fraseggio che però non ha buon fine, continua Polichetti la sua pressione, palla in verticale, palla un po' dubbia. Vai Rossi. Questa passa, no, non passa, buona copertura del centrale, Mediano che apre verso il terzino, cerca l'appoggio sull'11, sale Rovigo in pressione e inducendo all'errore in fase di palleggio in Montagnana. Rossi non si fida di costruire, gira dietro sul portiere che appoggia all'altro, Busi sul lato centrale, si fa incontro il 10, palla in verticale, non sfruttiamo l'esterno destro che vedo spesso libero, cerchiamo sempre la verticalizzazione con l'ultimo passaggio già da tre quarti, soluzione sicuramente più complicata. Buona copertura della palla del numero 9 che cerca l'appoggio sul 15 che poi cerca un'apertura sul lato sinistro del loro fronte d'attacco, si gira, punta la porta, salta due uomini, si accentra, va al tiro, deviato! Troppo spazio, troppa libertà, troppa libertà. Peccato, è mancata la pressione sicuramente sul numero 7. Mi sembra, sì. No. Bravo, con personalità, ha ricevuto palla, si è girato, ha saltato un paio di uomini accentrandosi, andando al tiro, però, ripeto, troppo facile. Deviazione non ho visto di chi. Sì, ma non doveva arrivare al tiro così agevolmente, sono stati un po' molli. Dai ragazzi. Quindi sì, confermata la prima impressione che gli avanti del Montagnana hanno capacità. Questo è un fallo da ammonizione. Sì.
sacrosanta, Certo, ci sta, non prende provvedimenti l'arbitro, per fortuna. Ammonisce solo verbalmente. Sì, 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 anche se era un cartellino Comunque, sicuro. questi non sono quelli della settimana scorsa. Ah, beh, meglio. Meglio, meglio. Sono d'accordo. Vediamo su queste palle inattive cosa succede. Buono, buon Dai, colpo di Angelo. testa, non aspettare la palla. Ecco, quando aspetti il pallone crei sempre un problema. Più che altro cosa vuoi, magari ti spunta da dietro all'improvviso, lo tocchi e fai un fallo da rigore, anche Sì. sciocco. Un po' precipitosi qui nella costruzione. Sta prendendo un po' a campo il Montagnana in questo momento. Buona Bravo, uscita Matteo. sul colpo di testa, Bravo. mette giù la palla, bravo, Bravo, punta la Mattia. porta, sì, vai, vai. Sì. Ma Buon no! recupero della Sì. difesa. Buon recupero della difesa, cerca un appoggio, bravo, fai girare, ok, uomo dietro, buono. Cercano con il Pelle. fraseggio di... No. ci sta anche questo fallo. Dai ragazzi. Ancora Dai. una volta. Ecco Buona Gardina. palla in verticale, guadagniamo una rimessa in attacco. Polichetti riceve e guadagna Ancora un'altra nostra. rimessa. Manca un lungo stasera, mi sembra. Palloni alti potremmo fare fatica davanti, bisognerà farla girare bassa. Buon controllo, si appoggia, cercano fraseggio, altra rimessa laterale. Controlla, si gira, buon cross, peccato, troppo profondo. Riparte subito il Montagnana che cerca di dare un po' di ritmo alla partita. Palla in verticale, non colpita benissimo, non lasciamoli da soli. Dai Mene. No, è Pelle, Miguel. scusate. Pelle. A pelle. 4 è Pelle. Buon pallone che passa, Peccato che peccato! per Controllo poco non lo difficile Però per Polichetti su un pallone che arrivava da sì. dietro. Peccato, buona palla di Rossi in profondità. Riparte il Montagnana con un rinvio del portiere, buon pallone lungo sulla linea di metà campo, pallone che rimbalza, finisce a terra dai, il numero 9. bravo con l'esperienza. Da qui non sono riuscito a vedere, però insomma ci sta. Giocano subito, ragazzi. cercano di dare ritmo per approfittare di qualche amnesia del Rovigo. Bravo. Poliché fallo, sì, c'era. Buona copertura della palla del terzino che porta a casa un fallo preziosissimo. Guadagnano campo quelli del Montagnana. Palla in profondità, rischio, bravo uno. Bravo, Gianni. Riparte Rovigo con la manovra dal basso, palla al mediano,
nessuno che si fa incontro, tutti che cercano la tutti profondità. esatto, ma c'è troppo spazio. Siamo lunghi effettivamente, Siamo troppo lunghi. si cerca sempre la palla lunga, Poi guarda, non ce la fa, non ce la fa. Diciamo che nel momento in cui prende palla al 4 spesso tutti cercano di dare profondità. perché c'è un buon piede comunque. Però sì, dopo anche la difesa si adatta, cosa vuoi? Capiscono il tuo Bella gioco. palla. Buon recupero del difensore del Rovigo, però controllo infelice del numero 2 del Montagnana. Palla ancora al Rovigo, rimessa, palla dietro. Si riparte con la costruzione Dai, dal ragazzi, basso. dai. Riesce a tenerla in campo? No, non ce la fa, non ce la fa. Siamo lunghi perché abbiamo quasi 4 punte spesso, in più di una circostanza. Quindi venendo a mancare un po' qualcuno in mezzo al campo si fa fatica a dialogare. Noi non sappiamo come è impostato la squadra, il mister, quindi magari... Sì, magari sono anche delle indicazioni che Esatto. sono state date. Esatto. Assolutamente. Palla Ma come fa ad essere pericolosissima. da solo? Portali fuori. Passa. Dagliela Vai, subito, Magna! Tienila un attimo. Bravo. Attento a non portartela fuori. Peccato. Bravo Bene, comunque. bravo, Mattia. Buona rimessa, peccato. Forse potevamo fare qualcosa di più. Però siamo almeno usciti dalla nostra tre quarti e preso campo. Siamo al 24esimo. Occasione mancata. L'ha mancata. Lamenta forse una trattenuta. E comunque lamentano il fatto che probabilmente era angolo, ma Ok, era forse quello. No, Sì, non sì, avevo perso di vista un attimo il pallone, non avevo capito. Staccati. Bravo. bene. Ragazzi. Buono. occhio. Difficile. Qui abbiamo provato una cosa difficile. Continuo a dire che secondo me probabilmente manca comunicazione. Il compagno poteva chiamare palla da dietro, sia il portiere che l'altro centrocampista. Rischio palla brutta questa, brutta. Bravo, Bene. Bene Buona l'uscita. uscita. Bravo. Dai ragazzi, calma, stiamo sereni, siamo partiti bene. Sì, Bello. crederci sempre. Vedi però, lì nel momento in cui siamo scoperti siamo un po'... Mamma, un Birilli. po' non così convinti a rientrare. Per fortuna guadagniamo Luca. calcio di punizione. Sulle ripartenze alle volte attendiamo un attimo. Buona copertura del nostra. centrale difensivo. Lì erano 3 contro 3, effettivamente sì. Portare su 3 attaccanti li mette sempre 1 contro 1, quindi nel momento in cui si riuscisse a controllare bene un pallone si diventa sicuramente pericolosi. Qua cerca il traversone, buona palla, gol! No, mamma mia! È uscita di pochissimo. È diventato il cross è diventato un tiro cross che per poco non sorprende. non sorprende il portiere. Sale il pressing del Rovigo, sì, crederci. Bravo Pietro! Ha cercato un tiro sicuramente complicato. Comunque bella l'attitudine
sicuramente, perché finché arriviamo prima sulla palla abbiamo più possibilità di giocarla. Eccolo di sinistro, sì che passa. Appoggiati, appoggiati! Qui devo dire egoista perché il compagno al limite dell'area era in posizione perfetta per tirare. Ha voluto prendersi questo tiro quando appoggiando l'altro guardava la porta, aveva tutto lo specchio di fronte a sé. Un'occasione sprecata a mio avviso. Poi i tifosi del Montagnana sono la maggioranza. Buono, Vai, buono. Pelle. Ah, niente, non riesce nel controllo, quindi riparte Montagnana che però gira palla dietro, sale la pressione del Rovigo che induce all'errore il portiere, libera Montagnana. Dai Matteo. Sale, riguadagna campo Montagnana, rimessa laterale, cerca la profondità. Bravo Ho Angelo. come l'impressione che il 3 sia solo sinistro. No. Attento a non farti scavalcare, copri il portiere, buono. Bravi, ragazzi. Buono. Solo. Dai, vai su. Ah, no. Dai ragazzi. Bravo. Nostra? Bravo. Buona palla. Peccato, era una bella idea. Non farlo girare. Bravo. Accompagna. Cerca di stendersi Montagnana. Bravo, Buona Magna. copertura di Magna che a mio avviso gliela tira addosso, però non è di questa opinione l'arbitro. E recupera Bravo. un buon pallone. Bellissimo. Cercano di dialogare. Peccato. Che Vedi, sfortuna. questi palloni qui li riconquistiamo, poi li riperdiamo subito nel momento in cui cerchiamo di prendere il campo, sono pericolosi. Non farti puntare in area. Sì, vieni incontro. Buono, mettila giù. Peccato. Uè. Portali su, bravo. Buono, andiamo a prenderci sto pallone. Un'altra volta che ci facciamo superare con un po' di troppa facilità. Bravi, raga. Bravi. Credici, senza fallo. No, va bene. Copri il Copri. portiere, buono. Riparte Rovigo. Dove va? Continuiamo a saltare il centrocampo. Infatti. Dai Magna. Dai ragazzi. Cerca il palleggio il Montagnana. Buona la copertura del terzino. Vai, vacci. Eccolo lì. Buono. Nel momento in cui
si alza un po' il pressing, i tempi di gioco si riducono, entrambe le squadre un po' soffrono, come è normale che sia. Buona palla in verticale Vai Magna! che cerca di saltare l'avversario diretto, va verso la bandierina, cerca del calcio d'angolo, va 1 contro 1, riesce ad uscire Occhio, con ragazzi! buon palleggio il Montagnana che si distende sulla zona di sinistra, palla in verticale per il 7 sbilanciati. che si invola verso la porta. Buona copertura, Bravi, buona ragazzi. copertura in raddoppio dei ragazzi di Rovigo. Bravo Però il loro Pietro. 7 è veloce, buona padronanza tecnica anche della palla, bravo. Ha cercato il dribbling a rientrare, fortunatamente sono riusciti a raddoppiare, a chiuderlo. Palla avanti, palla indietro, buona questa uscita, peccato sul Vai, secondo Mattia. controllo senza Bravo. fallo, bravi. Cerchiamo di uscire, Bravi, facciamo ragazzi. girare sta palla. No! Ah, peccato. Ci buttiamo costantemente in verticale senza offrire un appoggio. Qui siamo messi, sì, siamo abbastanza bene, non farti l'11. puntare all'interno. Bravo, buona capacità. Palla libera. Confusione. Occhio che Palla tira! ancora libera e tiro fuori. Però Reclamano un rigore. Ma c'era troppa confusione. lì ci sta di raddoppiarlo costantemente perché quando si gira e punta la porta Sì, poi comunque è veloce, è veloce ed è bravo. Porta bene la palla e... Bisogna raddoppiarlo, devono comunicare meglio dietro per accorciare la distanza. Mamma mia, che brutto questo. Non farti portare fuori, Oh, che da solo. Bella Vai, palla. esci. Bravissimo, Mamma, che bravo bravissimo, Johnny. bravissimo. Che bella chiusura. Sì. Fallo abbastanza netto, non ho avvisato all'arbitro. Vai Matti. Buona questa palla, peccato. Mi fanno soffrire anche in un torneo. Buono, bravi. Quando non li fai girare hai fatto metà del gioco. Questo è un rischio ragazzi! perché ci facciamo trovare un po' scoperti. Attenzione in mezzo. Bravo Attenzione in Busi, mezzo. bravo. No, fuori. Nostra però. Vabbè, niente. Buona copertura. Mancano 20 secondi alla fine del primo tempo, almeno del tempo regolamentare. Senza poi... fallo, attenzione, palla bassa, esci, non farlo girare, e niente, lo fa girare. Che brutta palla! No, fallo, staccati. Per fortuna, calcio d'angolo, però vedi ancora una volta. Quel 7 lì ci sta facendo No, ma il malissimo. problema nasce prima, cioè ogni qualvolta lasci lo spazio all'avversario per girare, ti punta, poi vai in difficoltà. Infatti se n'è andato sulla destra al terzino, è riuscito a mettere la palla in mezzo. Ragazzi, il 7 direi che è il caso di marcarlo. Ma non so, vedete voi. Tu cosa dici? Bravo uno, Bravo. esci su questa palla, attacca la palla. Senza fallo, buona, finita. Bravi. Vediamo. No. Sì, in teoria sì. Controllo all'orologio, probabilmente fischierà tra poco. Sì, perché non ci sono state interruzioni particolari.
arrivata alla fine del primo tempo, ci rivediamo fra un attimo e nel frattempo qui inizia ad esserci un leggero languorino. Più Comunque, tardi. a tra poco.
Eccoci tornati per l'inizio del secondo tempo della finale del torneo AQS Borgo Veneto. Iniziata la partita, ripresa. Ripartiamo. Rischio del centrale della Montagnana, però riescono comunque i ragazzi a liberare. Cerca di mettere giù il 15. Bene, ben contratto, e questo anche è un giallo abbastanza netto, però adotta lo stesso Certo. parametro di misura del primo tempo quando non ha munito il giocatore Rovigo, lasciando correre. Questa palla passa, bravo! Crederci sempre, se ci credi trovi la via della porta. Bravo Pietro. Bravo Pietro. Bravo Pietro. L'attitudine fa la differenza, ragazzi. Questa sera papà Polichetti pagherà da bere. A tutti. Fatto per Paolo. Doppietta di Polichetti. Bravo. Bisogna sempre Forza adesso credersi però, nel tifoso. Convinti? Mamma. Per fortuna. Appoggiati, hai fatto il tuo, bravo. Là. No. Qua ci siamo un po' impappinati, però abbiamo i numeri, bella palla, peccato. Giocata sicuramente più difficile, bravi, Sì, portando vero. pressione, vanno in sofferenza. Sui piedi, giochiamo sui piedi. Là, peccato, primo controllo non è stato il migliore. Il 7 è bravo. Sì. Il 7 è bravo. Davvero un bel giocatore. Fallo. Bravo Luca, il nostro capitano. Mi sembra che gli abbiano cambiato posizione comunque. Sì, secondo me sì, sono Ma anche prima partiva dall'esterno. Ah, ok. Perché probabilmente Hanno è più cam- forte sul lanciato, cerca spazio per sfruttare la sua velocità. Ancora palla in verticale, questa è più difficile per Polichetti che va al contatto con l'avversario ma non c'è fallo. Riparte il 7 che cerca la verticalizzazione, Matteo contratta. Magna. Chiuso Sì. bene il 2. Sì. Portiamo sulla squadra, buono anche questo, mettiamo giusto pallone, un po' un flipper. Già. Johnny è tua. Bravo. Ci proponiamo per costruire dal Vieni basso, un po' più sei su. troppo alto, non riceverai mai palla qua sotto e niente. Come fa a ricevere la palla da qua? È alto, sta dando profondità, sicuramente sarebbe complicato servirlo. Buono, bravo. Gioca sui piedi. Buono. Difficile. Troppo lunga. Difficile. Siamo comunque molto lunghi. Sì. Siamo molto lunghi e ci esponiamo a delle ripartenze. Buona Vai copertura. Pietro! Senza fallo, bravo, senza fallo, buono. Fallo netto. Metti dentro la maglietta e dopo si tira.
punizione per il Montagnana. Bravo Gianni. Bravo. Bravissimo. Bravo, non era facile, eh? No. Bravo. Bravo Mattia. Bravo, peccato. Peccato. Guarda. Un bel Occhio, pallone, Matteo. coprite la porta, piano senza fallo, Bravo. bravi. Cerca un compagno, uno incontro, non scappiamo, non va persa sta palla, 3 contro 2, Dai ragazzi. puntalo, dai. Vai, me ne- appoggiati, Ma perché? appoggiati, qua si è sentito un po' troppo sicuro del suo destro. Vabbè. Potevamo provare anche un 1-2, c'era lo spazio per Sì, poteva provare. darla a Pietro, poi farsela ridare. Esatto. Dai Magna. Bravo. Bravissimo. Bel recupero di palla. Vai Angelo. Uè. Bravo Pietro. No! Perché? Come si fa? Palla a metà, uno che esca, non ripieghiamo tutti. La difesa porta in giro, cazzo, puoi tirare. Dai, che lo prendono un altro. Sì. Torna! Squadre lunghe e rischiamo di perdere palla. E la perdiamo purtroppo. Qui per fortuna che controlla male il 9. Bravo. Bravi Dai, ragazzi, mettila vai giù. Angelo. Dai, gioca Dai, Angelo. non importa, dai. Gioca Bene, al fischio. Bene. Dai che palla Andiamo a nostra. giocare al fischio. Beppe. Sullo Non stop. importa ragazzi, dovete Accompagnalo. giocare, se il direttore non fischia. Che va. Ma perché? Questo sì è prima. Ci sta. Vabbè, ho capito. Se non fischia giochi. La munizione ci stava tutta. Sacrosanta. E punizione. E quando si gira e parte è difficile contenerlo. Quindi Devo dire che c'era una mano, che però vabbè l'arbitro non ha visto, non l'ho e visto. quindi Bisogna giocare al fischio. lo diciamo sempre anche nel calcio, ma vale per tutti gli sport. E si prende anche la responsabilità di provarci. Sì. Siamo almeno a 25 metri. Bellissimo tiro. Non inquadra la porta per fortuna, però Sì, c'è un buon piede. non era facile. No. Cambio per il Rovigo. Esce il numero 8 Pasqualotto ed entra Savioli. Almeno mi sembra da qua.
Savioli giocava Numero 10 di solito, quindi comunque centrocampo. numero 10? Sì, o 4, dipende. Io me lo Sì. ricordo davanti alla difesa nelle Sì, ultime sì, volte. dipende. Lui e Pelle Pelle si 4? alternano. Sì. E difatti si piazza davanti alla difesa e Dai, avanza un po' il 4. Buon controllo, bravo. Cose facili, Bravo, ragazzi. Mattia. Passaggi corti. Bravo, Mattia, che c'ha gamba. Bravo. Che Mattia ce l'ha. Puntalo. Bravissimo. Eccolo. Oh, non c'è nessuno. Ce la Bravo, fai. Mattia. Uno incontro. Ah, per poco, peccato. Sì. La deviata è difensore ed è rimessa laterale. Poco movimento, rimessa un po' dubbia. Appoggiati che è il compagno. Non ci chiamiamo, Vai, ragazzi. guarda. Se non si parla, bravo. Va bene. Senza fretta. Alle volte Pietro è precipitoso. Aveva lo spazio, ma probabilmente nessuno l'ha chiamato solo e ha pensato di tirare di prima intenzione. Non era sicuramente facile. La palla arrivava da destra, era quasi spalle alla porta. Occhio, ragazzi. È nostra, sì. Oh. Mi sembra che gli Sì, animi ma si stiano un attimino scaldando. Invece bisogna stare sereni, insomma, un torneo. Sì, ma io, posto dell'arbitro, Anch'io vedrei di mettere vorrei- subito le cose sì. in chiaro. Idem. Siamo al 13esimo Palla in del verticale, secondo tempo. riesce a girarsi e difendere la palla, no, bravo. Palla ancora buona, Oh, fallo, sì, non ho capito cosa ha fischiato. ha fischiato. Rimessa laterale o calcio di punizione? Rimessa laterale. mi sa, sì. Sì, rimessa laterale per il Sì. Montagnana. Libera Rovigo, Dai, Mattia. forza Bravi, ragazzi, va bene, va vai. bene. Un po' di ping pong. Fatti calma. Calma, raga. Molto le longa, siamo al 13esimo del secondo tempo. Forza ragazzi, movimento, proporsi, non da fermi. Sì che passa, vai sullo stop. Senza fallo. Bravo Pietro. Sì, va bene, va bene. Guadagniamo metri, porta su sta squadra, corsa. Bravo. Ah, peccato. Bravo Pietro. Sì, ma che un po' molli. sfortuna. Va bene. Stagli davanti. Bravo. Bravo Luca. L'ho sentita fino a qua, L'ho sentita fino a qua. Dove non batte il sole. Non so dove Non so l'abbia dove preso, l'abbia ma preso, ma- sicuramente l'ho sentita fino a qua. Eh sì. Quindi cosa ha fischiato? Non ho capito cosa ha scusami, fischiato. ma da lì? Non credo di aver capito cosa abbia fischiato. Comunque perché sostituzione se per è il interrotto il Montagnana. gioco, in teoria doveva ripartire con una palla a 2. Esce il 15, entra il 14 per il Montagnana.
Purtroppo non abbiamo i nomi, scusateci. Tutti in avanti, alla ricerca di un pallone che passa a metà strada l'1, però buona liberazione del Vai Rovigo. Pelle. Palla ancora in verticale, non far fallo, coprilo, bravo, bravo. Non fallo, Mamma mia! rischia un po' Rovigo. Mamma. Munisi! No, non sappiamo. E forse avrà una ferita sanguinante, non mi viene in mente altro perché possa fermarsi così. Aveva sete. Quando c'è la sete, O ha preso un colpo qua, tipo, sai, quando no, ti arrivano... sì, no, non è chiaro. Non si è chiaro, capisce. perché si è accosciato, ma non sembrava avesse problemi a respirare. Ad ogni modo. No, ma magari ti arrivano quei colpi sulla gola che Sì. ti bloccano un attimo. Sì. Lì bisogna imparare a usare le braccia. Anche per No, dico io, proteggersi. perché non ho mica visto niente. Da qua poi è davvero difficile. Sostituzione per il Rovigo. Escono il 10 e l'11, quindi Magnarello e Meneghello. Ed entrano Schiesaro e il ragazzo, un allievo che mi dovete aiutare con il nome perché Zanaga, lunga sì, di Rossi. questo ragazzo qua è entrato un altro allievo. Prende campo Rovigo. Passa sta palla, mettigliela, bravi, fallo Vai correre. Brodino, Fallo correre, peccato. bello, dai. Mette questo pallone in mezzo che rimane lì a metà strada. Bravo. Forza ragazzi, crederci, accorcia, non farlo girare. Bravo. E adesso diventa un Siamo problema. nella ma c'è no, Savio. Ce la fanno Bravo a Savio. coprire. Buona copertura. Cosa? Più brutto da vedersi che a sentirsi, forse. Per fortuna non si è fatto niente. Infatti. Vai Garda! Sulla testa ragazzi, guardiamo la palla. Dai che passa sta palla, dai che passa! Ah, niente, bisognava andare a cercare una Vai spizzata. Pelle. Bello, dai Zanaga. Dai ragazzo. Bello. Cerca il compagno. No, guarda che... Sì. Un po' troppa fretta. Sbagliamo dei passaggi. Dovremmo cercare di far tesoro di questi palloni. Cerchiamo di mettere ordine ragazzi. Fallo, non è chiaro cosa abbia visto il direttore di gara, ad ogni modo forse una trattenuta sicuramente. Siamo al 20° del secondo tempo. Cercano ancora palla verticale, buona uscita, attaccare la palla, buona uscita. Ancora non farlo stoppare, non farlo girare, bravo, ancora. Bravi ragazzi, ancora, raddoppiare. Bisogna cercare di contenerlo subito quando prende palla. Palla al centro, usciamo, farlo andare. Sì, Buono, no, va bene. Peccato. Prendi metri, porta su sta squadra.
senza fallo. Madonna, Non due facciamoci se ne ha saltare bevuti. secchi in due. Continuano a palleggiare sull'out di sinistra, cerca la profondità, andrà sul fondo. Bravo, Buono Pelle! l'intervento in copertura, bravissimo. Va bene, Bravissimo, va bene, è nostra. ottima copertura, bravo. Bravo. Ottimo tempo. Sì, gli ha preso bene il tempo, è riuscito a leggerlo. Palla lunga. Punisce il primo fallo, l'arbitro ha visto il primo fallo probabilmente che ha subito il giocatore Rovigo. Sicuramente dopo c'è stata una trattenuta, ma sei già lì. Dove vai? Se sei già lì non la prenderai mai. Vedi, anche questo è un caso. Bisogna andare su palloni, sempre Bravo, ragazzi. Brodis. Bello. Sì, che passa, Zana. mettila giù. Ah, precipitoso. peccato, dai che era bello. Ma perché? Dai Zanaga. Sì, Tira. tira! Va bene, Va bene dai, così. dai. Bravo. Teniamo conto che è un 2008. No, Che è stato bravo. insomma sta giocando bene. Rimesse sempre dubbie. Oh, si è Paletta. inventato un tiro cross un'altra volta. No. Dai, No, coprite la stesso palla. È svirgolato. Sì, è mancata una chiamata qua dal Centrocampo. 16 da Savioli. piccoli Savioli. Poteva probabilmente aiutare il compagno chiamandogli la palla. Bravo Garda. Dai ragazzo. Cercano di palleggiare Bravo, quelli del Montagnana. Bene, Riescono facciamogli ad pressione. uscire con buon palleggio. Dai, va bene. Buona copertura un'altra volta dei ragazzi di Rovigo sul palleggio del Montagnana, che ora cerca di entrare per vie centrali. La palla ora esce verso il terzino che rientra, probabilmente andrà al cross, eccolo che lo effettua. Palla a metà strada, No, ci ragazzi. credono quelli di Montagnana che la recuperano all'ultimo, Va bene, pallone va nel bene, va mezzo. bene. Un po' buttato. Riparte dal basso Rovigo, lancio lungo di Rossi verso Polichetti che salta ma Occhio, non trova la Pietro. palla. Continua nel suo Bravo! pressing sull'avversario, lo salta il primo, salta vai, probabilmente Pietro. anche il secondo, ma Uè! buona copertura del numero 5 Sei. avversario, 6. Numero 6. Intervento molto bello, pulito. Sostituzione, esce Gardina, entra il campione. Avrà il suo bel da fare con Il numero il 7 numero qua 7 sulla avversario. fascia. Almeno lo ara, Fondamentale che riesca a prenderlo nel momento in cui prende possesso del pallone. Mi ho visto che già più di qualche volta tende a girarsi verso l'interno, puntare all'interno del campo, andare in tempo. verticale. Accorcia già la distanza. Un cliente non facile. Zanaga, bello. Bravo. Red champion. Bravo Marte. Buona Bravo. il primo intervento, buona copertura. Buona copertura di Matteo. Bravo champ.
6 Pietro. Bravo! Ci stava. Bravo il 6, quel 6 lì. No, ragazzi, lasciatela, lasciatela. Aspetta il movimento del compagno, lo osserva, Bello, buona bello. rimessa, sì che Bellissimo. passa, a crederci, questa volta Diciamo niente. che può starci anche un po' di stanchezza. Si spende sempre tanto. Sì. Prova a ripartire il Montagnana con un lancio lungo, fallo di mano Ma involontario indubbiamente, ma il braccio era largo, non Sì, poteva sì, esimersi certo, da fischiare l'arbitro. l'ha proprio visto chiaramente. Il campione chiama i compagni per un supporto sull'inserimento del terzino sinistro del Montagnana, però fanno buona guardia. Del Palla Savio. ancora però Montagnana che apre verso il Occhio, lato ragazzi, sinistro del campo, si sta 14. inserendo il terzino alle spalle, No, non è ripiegamento dei ragazzi bene, di Rovigo va che bene. riescono comunque a liberare l'area di rigore, Ma che sofferenza. rilanciando ogni in volta. avanti. Signore. Bravo! E riesce a riconquistare palla, non perderla, fai salire i compagni, Vai Savio. Vai si Champ, inserisce sì! Campion, Vai Matte, con la sua cerca la falcata. profondità, Bravo, si bravo. allunga un po' troppo la palla, Peccato, buon peccato. recupero della Torna, difesa torna. Vabbè. E l'arbitro ha preferito fischiare che lasciare Meglio. il vantaggio. Io per lui. Bene, sicuramente per il Rovigo. Poteva Diciamo temporeggiare un attimo di più per vedere cosa È stato un fallo ben sarebbe speso. successo. Uff. Controllano i ragazzi di Rovigo, questo Mamma pallone buttato mia. un po' in avanti. Sembra non finire mai questa partita. Lancio lungo di Rossi, la palla presa dai centrali del Montagnana. Sì, mettila! Eccola lì che passa. Sì, Di Pietro, sì, attaccala, sì, mettila sì. giù, mettila giù. Guarda che Non c'è avere ragazzo. fretta, non Guarda avere che c'è Zanaga. Ah, peccato. Vai Pelle. Buona. Dagliela. Si palla in mezzo, abbiamo possibilità di puntare Guarda alla che c'è porta. Matteo. Si inserisce sulla sinistra. Bello. La rimette subito di prima, la palla rimane lì, cerca un appoggio di un Tira, sì. compagno. Va bene, dai. Troppa fretta purtroppo, aveva il tempo di sistemarsi la palla per provare a calciare. No, era giusto Ha tirare, cercato dai, una cioè. conclusione dalla distanza, sicuramente difficile. Comunque ci stava il tiro. Buona idea di tirare, ma tiro difficile. Ma magari ha beccato una buca, chissà. Cioè. Riparte il Montagnana, si prodiga in un intervento in copertura Zanaga. Zanaga, che sicuramente ha dato i suoi frutti costringendo il Montagnana Certo. a giocare una palla all'indietro. Continua il Montagnana a manovrare, per il lancio lungo non ha fortuna però perché interviene Bravo Zago. Zago che Mamma difende. mia. No, No! questo fallo sinceramente non l'ho capito. Ma cosa ha fischiato? Non ha sbracciato, non ha dato spallate, l'avversario su un contatto minimo è Mannaggia. volato e Ecco come rovinare la partita. vabbè, ci può stare. L'importante è che si continui a giocare. Guardiamo il filmato dopo. Gioca il Rovigo, lancio lungo ancora una volta, la palla passa. In questo momento manca una punta centrale, quindi nel momento in cui la palla non arriva dalle parti di Polichetti
ci perdiamo. Squadre molto lunghe, Sì, entrambe. molto lunghe. Accusano forse un po' di stanchezza. Sicuramente, perché saranno 50 Ragazzi, metri sono di in campo. 2 di qua. Trova uno spazio il Montagnano sull'auto di sinistra, ma la palla Sostituzione. chiaramente la Esce palla il numero finisce. 3 ed entra il numero 13. Da tagliare subito. No. Qui in Giocate questa la tavola. palla. Va bene, è nostra. Calma. Dai, Champs. Si muove Polichetti per offrire uno scarico al compagno. Vanno in 2 sulla palla, veramente non si capiscono. Occhio, raga. Ci sta il fallo, ma ci sta il sì. fallo, ci sta assolutamente il fallo, raddoppio di marcatura che Torna Busi, infatti, in causa un Dubai. fallo. Ragazzi, Champ ne ha 2. Sicuramente metteranno un altro pallone profondo. Attenzione ragazzi, sveglia. Madonna che l'aveva così È bene. incespicato. Ma guarda che ha fatto tutto da solo. Cosa? Qualcuno non è d'accordo con la Ma scelta dell'arbitro. Cerca di verticalizzare il numero 6, ma ben contratto da Polichetti che si rifugia in fallo laterale. Bravo. Pelle. Portali su! Vai Zanaga, vai. Non aver paura, anche se sei Dai. più giovane. Bravo. Bravo Pietro. Bravi ragazzi, se pressate loro sbagliano, ma è normale. Questo può essere anche un Sì, fallo, bravo Brodino. infatti. Bravo Chiesa. Infatti. Prende tempo Rovigo per rigiocare questo pallone. Bello. Buon lancio. Bellissimo. Va sull'1 contro 1, buono. Bravo. Mettila sta palla. No, peccato. Se l'è portata fuori. Eh sì, però l'ha presa, cioè perfetta. Vabbè, dai. Dai ragazzi, teniamo botta. Bravo Matte. Cerca l'anticipo. Staccati senza fallo. Vabbè. Il fallo lì va bene. La mette lunga. Vai Pietro. Vai. Dai, raga! Sì, giusto. È rossa. Sì, il fiappio un trio però, ragazzi. È come quella dell'Inter, vai più avanti, come quella dell'Inter, vai più avanti. Sempre no! La rimessa era sicuramente 15 metri più Bravo indietro, Busi! come è accaduto l'ultimo in campionato. Trova una rimessa laterale Rovigo. 20 secondi. L'arbitro si trova un po' in mezzo al gioco. Questo pallone dubbio, si lotta senza fallo. Buon pallone messo in mezzo, palla gol! Rischio enorme. Va rinvio lungo, buona, questa volta la battuta del numero 1 Rovigo. Lottano i ragazzi, palla alta.
Occhio, bravo Matteo. Occhio Matteo, bravi ragazzi, buttatela via. Bravo. Libera Polichetti, in forcing il Montagnana Ragazzi, che qua sono cerca sempre in uno due. spazio. Sì, vai Palla che Pietro! filtra, Polichetti si invola, punta l'avversario diretto, rischia un intervento. Mamma Il mia. Montagnana che se lo prende. Ragazzi, era possesso, giusto, calma, possesso. Possesso va Possesso. benissimo. Fai Teniamo girare la sta palla, non Sì. serve a niente. Niente, vabbè. Bravo Matte! Bravo Matteo, detta il passaggio No, campione, no, buono, ha va ragione, bene, ha va bene. ragione. Questo passaggio un po' meno, perché c'era il possesso della palla, si rischia di perderlo per nulla. Ma la butta fuori lui! Ha chiamato 3 minuti ancora 3 minuti di gioco, sicuramente dovuti ai cambi. Non sale la difesa del Montagnana, dà modo a Polichetti di provare a contendere un pallone. Buona uscita bene, un'altra va volta di bene, Meniello va che bene. rilancia in avanti. Che sofferenza. Andranno alla rimessa lunga verosimilmente per cercare la profondità e cercare di buttare un pallone in mezzo, invece giocano dietro, fanno girare palla per cercare la verticalizzazione. Riceve sul lato di destra, va a puntare, ha cercato spazio in un'altra zona del campo, ma viene contratto, guadagna un altro fallo. Io non l'ho capito. Sicuramente ha fatto una gran partita, numero 7. Tutti in avanti, ragazzi di Montagnana alla ricerca del gol del pari. Mucchio in area. Ancora una volta bisognerà essere attenti in queste circostanze. 2 uomini in barriera per il Rovigo, vedo bene. Sale anche l'ultimo difensore. Tutti avanti alla ricerca di un ragazzi, pallone che buttala possa via. essere spistato. La palla passa, l'arbitro vede un fallo. Vede e ammonisce per protesta, per simulazione. Secondo me sì, perché il ragazzo si è buttato per terra. È stata molto non brava. ho capito, da qui sono distante, non mi permetto di dire cosa possa aver visto. Sicuramente non ha avuto il minimo dubbio. Fischia la ripartenza del gioco, palla lunga. Ancora Polichetti che si lancia alla caccia dell'ennesimo pallone. Va bene. E riconquista palla. Mamma mia che partita. Finita. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Ci siamo meritati questa vittoria perché davvero Bravi bravi. ragazzi. Mai mollato. E non chiudiamo adesso la diretta perché vogliamo vedere i ragazzi che vengono qui a festeggiare. Non chiudere, regia. Bravi ragazzi. Onore anche a Montagnana che ha sicuramente certo. disputato una bellissima partita. È stata proprio una bella finale. È stata molto tirata, quindi Molto bravi congratulazioni a ragazzi. entrambe le squadre. Aspettiamo i ragazzi che vengono qui davanti, gli facciamo un bel applauso. Beh, comunque bravi anche i ragazzi di Montagnana.
Complimenti anche al mister Pavani per questa vittoria che i ragazzi davvero si meritano. Cosa stanno combinando? Stanno mettendo Maglie rovesce? tutti... Ah, stanno rovesciando le maglie? Sì. Per far vedere il numero? Complimenti al mister. Via che oggi ha fatto. Oh, adesso arriviamo già. Eccoli che arrivano. Bravissimi, siamo proprio contenti. Sì, per Paolo. Questa vittoria è tua, Paul. Ancora un grosso in bocca Ti al vogliamo lupo a tutti Paolo. bene, Paul. Torna È un presto. pronto recupero. I nostri ragazzi in casa, dove sono? Ci sono già le premiazioni. Lasci. Allora è arrivato alla conclusione il primo torneo dell'HS League Edition 2005. Il primo torneo ha visto protagonista l'Unione Under 19. Allora, dobbiamo ringraziare innanzitutto le squadre che hanno partecipato al torneo e in particolare stasera ringraziamo i rappresentanti che sono presenti dell'Aris Catanese che anche quest'anno ci hanno offerto i trofei sia per questa, diciamo, sia per la Unione sia che per gli allievi che per i giovanissimi. Sono state scelte queste annate per Federico e Sergio perché sono gli anni insomma che questi ragazzi devono iniziare a dare sangue. Sappiamo quanto è importante, sappiamo che il sangue salva le vite e quindi è importante che i giovani raccolgano questo invito e si preparino a donare perché è fondamentale. Stasera parla, dirà due parole Sergio. Sì, buonasera a tutti. Ecco, niente, devo solo ricordare che l'Aris del Montagnanese è sempre vicina ai giovani, sempre vicina ai ragazzi e il nostro messaggio è quello di diffondere il beneficio del dono del sangue, perché è l'unica situazione che serve e viene dato il dono. Non si può riprodurre dal punto di vista estetico, ma può essere solo donato dalle persone. Quindi ragazzi, ma anche i genitori, tutte le persone che stanno bene, che sono sane, cercate di avvicinarvi a questa Aris, a questo modo di essere solidari con tutti. Non mi dilungo oltre, vi ringrazio e viva l'Aris! Grazie infinite ancora. Allora, partiamo con le premiazioni. Chi premia chi? Direi che il presidente premia la squadra di casa intanto. Squadra di casa che è arrivata a quarta classificata. Però dai, ci stiamo giocando le fasi finali che parrebbe non avvenisse sabato la finale per il discorso del funerale del Santo Padre. Comunque daremo comunicazioni appena sapremo qualcosa di preciso. Quindi premia il presidente Sandro Bellamino, l'AQS Borgo Veneto. Prego ragazzi. Premiazione per la QS Borgo Veneto, è arrivata quarta. Questo torneo. Facciamo un applauso a questi quattro classificati. Grazie. Allora, per questa categoria, per questo torneo, i terzi classificati sono stati giocatori
giocatori del Rovigo che però per impegni sono dovuti scappare e quindi abbiamo già consegnato il trofeo. Passiamo quindi a premiare i secondi classificati di questo torneo, che è la squadra del Montagnana. Premia Federico Ruffato. Complimenti ragazzi, siete stati bravi. Un bel applauso per il Montagnana. Michele, foto tu, niente? Allora, permettetemi una piccola divagazione per la squadra del Rovigo. Vogliamo salutare Paolo, il ragazzo che purtroppo si è fatto male la scorsa partita, che sappiamo, non so se è già stato operato, comunque deve essere operato alla spalla, e quindi un grande in bocca al lupo a lui. Ci dispiace, è stato sfortunato, ma insomma speriamo vada tutto bene al più presto, quindi salutatelo, va bene? Grazie. Grazie, che carina. Paolo, se Allora, sei in ascolto. Alzatevi tutti in piedi e venite a ritirare Ecco i ragazzi. il trofeo di primi classificati. Bravi ragazzi, squadra del Rovigo. Bravi Premio al nostro ragazzi. presidente Sandro Bellamio. Bravi raga. Bella soddisfazione. Venite pure più avanti che vi vedano bene. Complimenti ragazzi, un bel applauso ai vincitori del torneo categoria Juniores Under 19 della Super League Edition 2025. Grazie. Bravo. Complimenti e grazie a tutte le squadre che hanno partecipato. Bravi raga. Grazie ai dirigenti, ai mister, agli accompagnatori, grazie per essere stati con noi in questa edizione e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Grazie. Bene ragazzi, noi vi salutiamo e vi auguriamo buonanotte. Domani c'è scuola e c'è lavoro. Porca miseria.